Ciao tesoruccio. Ciao. Ho fatto un po' tardi, eh? C'era tanta di quella gente al mercato. Faremo appena in tempo per l'ultima messa. Ah, vediamo un po' che cosa ha preparato il mio tesoruccio in cucina. Che buon profumino. Ma veramente quella è l'acqua che ho messo a bollire per la pasta? Ah sì, beh. E questo è il sughetto. Delizioso. Fa un po' di limonata. Senti, amore, guarda, rimango qui, eh? E tu fammi un piacere, vatti a vestire. Sì. E fammi un altro favore. Cambiati la cravatta, mettiti quella che piace a me. Sì. Ciao. Ciao. Eccomi qua. Ho tutto quello che una donna può desiderare. Una bella casetta e un buon marito. Beh, oddio, non è Marlon Brando, ma per me è l'uomo più bello del mondo. Perché io gli voglio bene e anche lui me ne vuole. Ma un tempo avevo altre idee per la testa. Cercavo l'impossibile. Volevo anch'io un principe azzurro, bello, ricco, alto, con le tempie brizzolate, proprio come gli eroi di certe novelle d'amore. E allora feci quello che tutte le ragazze prima o poi fanno. Insieme ad altre amiche organizzai una perfetta, scientifica, diabolica caccia al marito. Caccia al marito per le strade, nelle piazze, nei giardini, nei salotti. Che caccia c'ha, la 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 la. Caccia al marito per le spiagge, sopra i monti, in piscina, sotto i ponti. Che caccia c'ha, la 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 la. Tutte le ragazze vanno a caccia come pazze con la mamma che le segue un po' più in là. Ed i giovanotti quando sono belle cotti, poveretti non si sanno più svogliare. Caccia al marito sul canotto, sul moscone, a pranzo, a cena, a colazione. Che caccia c'ha, la 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 la, caccia c'ha, la 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 la, caccia c'ha, la 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 la. È una caccia che finisce molto spesso con i guai. Ai, ai. Di un sorrisetto non fidarsi mai, del cagnolino non fidarsi mai, del fazzoletto non fidarsi mai. Mai, 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 mai! Caccia al marito per le strade, nelle piazze, nei giardini, nei salotti. Che caccia c'ha, la 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 la. Caccia al marito per le spiagge, sopra i monti, in piscina, sotto i ponti. Che caccia c'ha, la 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 la. Tutte le ragazze vanno a caccia come pazze con la mamma che le segue un po' più in là. Ed i giovanotti quando sono belle cotti, poveretti non si sanno più sbrogliare. Caccia al marito sul canotto, sul moscone, a pranzo, a cena, a colazione. Che caccia c'ha, la 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 la, caccia c'ha, la 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 la, caccia c'ha, la 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 la. È una caccia che finisce molto spesso con un sì. Prima di sposarmi lavoravo nei grandi magazzini ed ero proprio stanca di quella vita grigia e senza scopo. Ma tutti i partiti che mi si erano presentati finora erano ben lontani dal mio ideale. Sì, perché io ero di gusti difficili. Nara, guarda com'è distinto. È proprio quello buono, sai? Mailde, per te ognuno è quello buono. Ah, tu non capisci niente degli uomini. Ecco, viene verso di me. Ora mi parlerà. Mi dia uno di quei pupazzetti. Questo? Sì. Carino, eh? Quant'è? 500? Già, No. lo piace? Che c'entra? È un uomo di poche parole, ma che grazia, che fascino. Io i veri signori li riconosco subito. Quelle che non sai riconoscere sono le monete da 500 false. Quelle che non sai riconoscere sono le monete da 500 false. In quel tempo avevo 3 amiche, Giulia, Lilli e Maresa. Giulia lavorava al piano sopra il mio, nel reparto dischi. Credete che sia divertente lavorare in un reparto simile? È uno dei modi classici per assicurarsi un esaurimento nervoso. Giulia, me ne dai un altro che questo è quasi finito? Dammene uno dei platters. Basta, Claudio, mi fai diventare pazza. No, sono io che sono pazzo.
Sono pazzo di te. Mi vuoi far licenziare? Ma come? Io mi sento 40 dischi al giorno pur di starti vicino Sì, e non compri niente. Credi che il direttore non se ne sia accorto? Ma che me ne frega a me del direttore? Io ti voglio bene, capisci? Ti voglio bene. Signorina, che succede? Nulla, signor direttore. Il signore finalmente ha deciso. Ha scelto Ti voglio bene, cantata da Russell, vero? Alla cassa, prego, 900 lire. Io non ce l'ho. Al terzo piano, reparto giocattoli, c'era Liliana. Lily aveva già uno spasimante, si chiamava Romolo, e sebbene occupasse uno dei posti più umili, prometteva sempre che un giorno sarebbe salito molto in alto. Prego signori, chi deve salire? Terzo piano. Elettrodomestici? Terzo piano. Valigeria? Terzo piano. Casalinghi? Terzo piano. Ma è tanto carino, e poi anche peloso. Peloso, vorrà dire peluche? Sì, sì, come dice lei, gliel'incarto? Terzo piano. Ti ho vista, sai, stavi parlando con un uomo. Ma era soltanto un cliente. Sarà, ma Romolo Colezzi non lo fa spesso nessuno. Io ti sorveglio, ti controllo. Senti un po', piccola, usciamo insieme stasera? No, stasera sono invitata a casa di Hilde. Ogni sera una scusa, ma sei proprio cattiva. C'hai il cuore peloso. Ignorante, se dice peluche. Sì? Peluche. Ragazza, ma dove ci hai mandato? Com'è la valigeria? Guarda che roba! finalmente. Signori, che cos'è tutta questa Qui fretta? l'abbigliamento non c'è. E neanche gli elettrodomestici? Nemmeno le valigie. Lo so. E allora perché ci ha portato qui, scusi? Perché c'è la mia fidanzata. Ma Perché c'è la tua fidanzata? Calma, rispettate la divisa, no? La terza mia amica era Maresa. Sì, onestamente io sono bellina, ma lei mi batteva di qualche lunghezza. Maresa? Sì? Che fai stasera? Cosa vuoi che faccia? Niente. Senti, Giulia e Lilli vengono a casa mia per vedere la televisione. Vieni anche tu? Va bene, grazie. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao, Maresa. Posso Ciao. accompagnarti a casa? No, quante volte te lo devo dire che non ho bisogno di compagnia? Va bene, ma una ragazza sola come te, di sera, a quest'ora? A quest'ora, sono le 8. Vabbè, alle 8, alle 7 ci può essere sempre qualche malintenzionato in giro, no? E mo che avete da fischiare? A me quando vedo una spentola così mi scappa da fischiare. E poi a te che te ne frega? Me ne frega sì, puoi ringraziare Dio che sto con una ragazza, se no... Dai, con una no, ragazza. sto con una... Ma, Maresa! Ciao! Maresa, aspetta un momento, ti devo accompagnare. Mannaggia. E mo come te metti? E lasciatemi perdere, no, che c'ho il pugno proibito io. E io c'ho lo schiaffo permesso. No! C'ho lo schiaffo che... E io giù. E mo che ci fa? L'ho trovata nei fondi del magazzino. Una vera occasione e poi va bene per il mio letto. Però io non ti capisco, sai? Che cosa te ne fai di tutta questa bella roba per due se continui a vivere da sola? Ma il marito da che parte dorme? A destra o a sinistra? Sei troppo piccola per saperlo. E invece è bene che lo sappia. Vedi, Lilli, il marito, dopo il primo anno di matrimonio, non dorme né alla destra né alla sinistra. Dice che ha gli straordinari in ufficio e va a dormire da un'altra parte. No, non fate le stupide. Il marito dorme a sinistra perché cede la destra alla moglie in segno di devozione e di rispetto. Colui che dormirà qui deve essere l'uomo più bello del mondo. Robusto, generoso, sì, anche alto. Un uomo che abbracciandomi mi faccia sentire piccola e indifesa. E quando lo incontrerò, sentirò un trillo di felicità nel mio cuore. Ah, scusate la porta. È arrivato il principe azzurro. Buonasera, signorina Hilde. Buonasera, ragioniere. Permette? Prego. Ecco, signorina Hilde, ho qui per caso 2 biglietti per il cinema Savoia. E allora pensavo che noi due potevamo... Mi dispiace, ma questa sera ho molto da fare. Allora domani, Beh, non so, non posso decidere così sui due piedi. Mi telefoni, eh? giovedì allora. Sì, vabbè, giovedì. Sì, lei mi telefona e poi vediamo, eh? Ecco, grazie. Io le telefono giovedì allora, signorina Hilde. Scusi, ragioniere, non per altro, ma è di qua. Ah, grazie. Prego. Giovedì. Sì, mi telefoni, eh? Arrivederci. Buonasera. È brava. Hilde, hai dei segreti tu, eh? Abbiamo sentito la voce di un uomo prima. Ma che era il solito ragioniere del piano di sopra. E ti avrà offerto i 2 soliti biglietti per il cinema. Già. Ah, vedi? Ragazze, venite a vedere. Che c'è? Che fa parte della nuova collezione Guardate. autunno-inverno. Biarritz. Questa settimana l'avvenimento mondano del massimo interesse è stato il matrimonio del principe Jacques de Chantillon con la graziosa dattilografa Estella Mirro.
È l'eterna favola di Cenerentola che si ripete. La sposa indossava un modello esclusivo di Balmain ed erano presenti i più bei nomi dell'aristocrazia. Che fai? A me queste cose mi fanno rabbia. Vorrei dire invidia, no? Chiamala come vuoi. Noi lavoriamo tutto il santo giorno e poi ci tocca vedere certe ragazze che si divertono e che si sposano con certi tipi pieni di milioni e risolvono il problema della vita così, con un matrimonio. Chissà quella dove l'ha pescato un uomo così. A Biarritz, no? Non l'hai visto? Ah, Biarritz. Yacht, casino, alberghi di lusso. Uomini ricchi. Certo che alla spiaggia libera dove andiamo noi, i principi con lo yacht non ci sono davvero. Io uno yacht non l'ho mai visto. Che volete, con l'ambiente che frequentiamo, gli alberghi e le spiagge di lusso li possiamo vedere solo sui rotocalchi. E pensare, ragazze, che io in costume da bagno starei bene dovunque, in qualsiasi ambiente. Quando uno è in costume, chi lo dice che è una commessa qualunque? Ragazze, mi è venuta un'idea. Mi sembrava davvero di aver avuto una grande idea. Prendemmo le ferie e decidemmo di usare tutti i nostri risparmi per passare qualche giorno in uno dei posti più chic della riviera tirrenica. Decisa a giocare il tutto per tutto pur di tornare con un marito bello e ricco e risolvere finalmente la situazione della nostra misera vita di commesse. Scendemmo in uno dei migliori alberghi. Sembra la solita sbadata. Che bello! Mi pare proprio di stare al Museo Vaticano. Benvenute al nostro albergo. Piacere, Liliana Righi. Ma che fai? S'accomodino alla recepzione. Ma che figure ci fai fare? Non lo sai chi era quello? Ma un signore educato che si è presentato? Ma no, era un maître. A me mi pare più alto. La signorina ha la stanza prenotata. Sì, a nome di Ilde Cavazza e compagni. Le signorine quanto si trattengono? Quanto viene la spesa al giorno? Pensione completa 10.000 lire a testa. 10.000. 9 giorni e mezzo. Mezzo? Beh sì, perché per le spese per il territorio nazionale abbiamo stanziato una piccola cifra. Perché poi dopo dobbiamo andare a Nizza, a Biarritz e una puntatina a Chamonix. 118 e 120. Una suite con finestre sul mare. Grazie. All'ascensore, signorina. Tutto a posto, signorine. Grazie. Serve altro? No, va bene. Che bello! Accidenti. Noi siamo di qua. Andiamo. Accomodatevi. Che bel colore. Che meraviglia. Vi piace? Però, Visto? vuoi dormire con Lilli tu? No, io dormo con lei. Lilli russa. Sì, così la sopporto io, Le vero? signorine sono servite, hanno altro da comandare? No, grazie, non serve altro. Lei si aspetta la mancia, vero? A piacere vostro, signorina. 10.000 lire. Ma è matta. Solo 5.000, giovanotto. Le altre 5 le avrete quando ci avete reso un piccolo servigio. Ma io, signorina, sono a vostra completa disposizione. Guarda un po' che... Lilli, ma sei matta? Beh, Non si fa. ragazze, ho la lista. Oh, era ora, c'ho una fame. Ma che hai capito? Quelle 10.000 lire a Gargiulo sono state spese bene. Ho la lista di tutti gli uomini dell'albergo. Hilde, sei grande. Ma che significano questi due numeri vicino ai nomi? 32 e 6. La prima è l'età, 32. E la seconda il reddito, 6 milioni. Ah, e questi che c'è nel cerchietto? Ah, quelli sono quelli da evitare, gli sposati. Le signorine hanno scelto? Ah, io vorrei questo scrittore alla page, 32,6. Come? Ah, niente, scusi, lei parlava del menù. Già. Beh, vorrei qualcosa di leggero. Potremmo consigliare alle signorine il nostro ottimo consomé. Ah, per me no, preferirei un brodo. Stupida, consomé vuol dire brodo, no? Allora 4 consomé. 4 consomé. Cominciamo con 4 consomé e poi vedremo con permesso. E ora, ragazze, cominciamo a studiare un po' l'elenco, eh? Io come capa ho diritto di scelta, quindi mi prendo questo. Lo scrittore Dario Alberti, 32 anni e 6 milioni di reddito. Ah, a me piace tanto, è un animo così sensibile. Io leggo tutto di lui. Dammi un po' qua, tocca a me. Ecco, Amedeo Speranzoni, 52 130. Io se punto molto in alto, Ma ragazzi. 52 anni. Beh, sì, ma con 130 milioni di reddito annuo. È il più ricco. Ma come si fa a scegliere così sulla carta? Io per trovare un uomo con cui vivere tutta la vita devo conoscerlo, parlarci, amarlo. Oh, ecco. Hilde. Ma che fai?
sembri una pompa idraulica e vuoi trovare marito con quelle maniere? E vi pare che alla mia età mi metta a cercare marito? Ma come? Se fino a ieri dicevi che volevi trovarlo in tempo. L'ho detto perché se no me lasciavate a Roma e magari sotto la sorveglianza di quel matto di Romolo. Amici di Sventura, vi ho convocati qui nel mio ufficio per comunicarvi delle gravi decisioni. Le nostre donne si sono date alla latitanza. Latitanza? Vorrei dire che ci hanno piantato. No, casomai lo piantavo te, perché a Romolo Colizio non lo pianta nessuno. Perché io ho l'occhio vigile e il fiuto facile. Ci credo, con quell'anima di naso che ti ritrovi. Che c'è? Che c'è? A che piano siamo? All'8º. E non sai che soffro di vertigini. Scendiamo. Vabbè, sì. Oh, questo è arrivato. Sapete dove sono andate quelle matte? Dove? In Riviera, a fare le signore. E per forza. Si vergognano di noi quelle. Chissà che si sarà messa in testa Giulia. Ma Romolo Colizio è già al suo piano. Piano terra. Sapete, ma quale piano terra? Sapete che facciamo? Se becchiamo le ferie e le raggiungiamo. E gli facciamo vedere che siamo degli uomini. Panino? Comandino, signorina. 4 sdraie, 2 ombrelloni e una cabina. S'accomodino da questa parte. Grazie. Tutto bene, grazie. Prima tattica, studiare l'avversario, Gelati, aranciate e bibite. Un gelato a me. Buongiorno, abbiamo gelati di pistacchio, crema, c'è cioccolato, fragola, bibite di tutti i generi, birra, aranciata, limonata, chinotto, caffè se sempre caldo. Dunque te desiderano? Niente. Ma Hilde. I patti sono patti. Nelle tue spese personali non sono considerati generi di conforto. Venga, signorina. A lei, non preoccupatevi. Offre la ditta Oscar Fantacci come omaggio a 4 nuovi clienti. Perché voi siete arrivate oggi, è vero? E lei come fa a saperlo? Il fatto è che io sono un osservatore e questa spiaggia la conosco come casa mia. Vengo tutti gli anni, a inizio di stagione vado via a ottobre. Ma poi d'inverno vendo le caldaroste a Milano. E quindi l'ho visto subito che siete nuove. Ma allora lei conosce tutti qua? Sì, cavalieri come... Regola numero 2, studiare a fondo l'obiettivo. Brava. Senta un po', giovanotto. Sì, signore. Lei conosce Dario Alberti? Dario Alberti. Lo scrittore? Ah, chi? Uno che scrive sempre? Sì, c'è uno che scrive sempre qua. Anzi, dove? Ah, eccolo là. Regola numero 3, passare all'attacco. Buongiorno. Buongiorno. Posso sedermi e ascoltare? Ascoltare? Sì, il ticchettio. Ah, a me piace smarrirmi nell'ascoltare il ticchettio della macchina da scrivere, che si confonde con il mormorio del mare in un'unica sinfonia. Ma lei va in giro sola? Sì, solo, tanto solo. Ah, ha battuto il record. 30 secondi esatti. Quello là è Speranzoni, il miliardario del detergente a Astro. Quello è il mio, ragazze. Tieni, Lilli. Grazie. Salve. Ragazzi, qui non bisogna dimenticare che voi partite per questo Giro d'Italia pagati e spesati da me. Per lucidare con le vostre streccianti ruote le strade della penisola. Così, come il detersivo in polvere Astro, lucida e fa brillare l'alluminio in tutte le cucine. Bravo! Grazie, Bravo. grazie. Prego! Io spero che non mi farete buttar via i milioni come l'anno scorso. Commendatore, cercheremo di vincere per lei e per i colori della nostra squadra. Bene, bravo. La vostra intelligenza, le vostre gambe bellissime, corpo flessuoso, pelle vellutata. E chissà se ci sta questa. Signorina, che per favore ha visto un gelataio? Sì, era qui poco fa. Ah, scusi che mi raggi un momento il pupo. Scusi tanto, Adesso torno subito, c'è da fare un momentino. Ehi, vuoi giocare a pallavolo con noi? E perché no? Dai, ma che fate, scemi? Lasciatemi! Siete cretini, e io che vi do confidenza. t'arrabbi per tanto poco. Certo che mi arrabbio. Non dovevamo giocare a pallavolo. già, noi giochiamo a palla e tu fai il volo. Male che l'acqua è calda come un consomè.
Calda come, scusa? Ignoranti, consomè vuol dire brodo. Mi scusi. Antonio? Dica, signora. Antonio, me li sistemi tutti qui per benino, Subito, eh? subito. Ecco. State tutti buoni e bravi, mettetevi lì. Carino, Anche sì, voi. è carino quel bambino, eh? Danno delle soddisfazioni i bambini, ma anche tante preoccupazioni. Vede, io ne ho 7. Ah, chissà quanti pensieri anche per il padre. Ah, ma non hanno padre. Sono tutti figli di uomini diversi. Come? Ma no, ma cosa pensa? Sono soltanto una donna sfortunata. Ho avuto 7 mariti e ogni marito mi ha lasciato un figlio. Anche l'ultimo, sa? Mi aspetta lassù. Oh, mi dispiace. Vede, a me i mariti durano poco, massimo 1 anno. E a lei che riuscita fanno? Ma io veramente non ho marito. Anche lei le vedove, mi dispiace. Signora, non ha capito. Non sono sposata. Ah, già. Gli uomini che mascalzoni. O muoiono o ti abbandonano con un figlio. Ma signora, questo bambino non è mio. Ah, via, non è suo. Ah, già, è mio. Mariolino, il mio Mariolino, piccolo Mariolino della mamma, eh? Ma come mai ce l'ha lei, il mio bambino? Ma non so, una signorina me l'ha lasciato dicendo che tornava subito. Judith, quella screanzata della mia cameriera. Insomma, Oscar, me lo vuoi dire? Mi sposi o non mi sposi? Uffa, ma insomma, la vuoi finire con questa storia del matrimonio? Io sono da lavorare, io ho un avvenire davanti a me, hai capito? Ecco, e non voglio pensare al matrimonio proprio adesso che voglio ingrandire le industrie. Ah, però l'anno scorso mica parlavi così, eh? Se non ricordi quello che mi dicevi quando ti portavi a vedere la luna riva al mare? Mi dicevi ti sposo, Giudita, ti sposo. Io credevo che ci ha creduto. Tutti arrivano dei clienti, ma... Che cosa posso servirli, signore? Un gelato per la signorina. Di che cosa lo prende? Di che cosa lo vuoi? Quello che vuole, basta che sia gelato, mi piace tutto. Se ci penso io. Vai via. Grazie. Dopo il guaio che le ho combinato mi offre pure un gelato. Beh, facciamo un patto, eh. Questo gelato vale come acconto. E cioè? Beh, cioè, tu mi aiuti a riverniciare il pattino e io ti do 3 gelati l'ora. Beh, va bene, però voglio anche la liquidazione. Perlomeno 2 cassate. Oh, e naturalmente ti spettano anche le ferie, eh? Beh, domani ti invito a una gita in pattino. E che dirà il padrone? Ma il pattino è mio. Allora lei non è un pittore. Veramente io non dipingo, scrivo. Permetti che mi presenti? Dario Alberti. Dario Alberti? Lo scrittore alla pace. Perché noi non tollereremo i soprusi del patronato e del clero che intendono liquidare ogni forma di democrazia paternalistica e demagogica. Doppio punto esclamativo. Perché il riformismo, ben differenziato dal modernismo... Scusi, quando è che si baciano? Ma chi si bacia? Ma come chi? Lui? Scusi, in tutti i suoi libri alla fine lui bacia lei. Ma vorrà scherzare? Ma lo sa che cosa ho scritto? Certo. Vicino a te primavera, quando i cuori si incontrano. Ma cosa dici? Io scrivo su tutti i giornali sindacalisti. È un libro solo ho scritto, Società putrefatta. Società putrefatta? Sicuro, e non c'è nessuno che si bacia. Nel mio libro c'è solo la classe operaia che soffre, capito? Ma allora lei non è Dario Alberti? Io no. E allora tenga! Reazionaria! Io voglio notizie particolareggiate ogni 35 minuti di corsa. Poi scrivere in ditta. Come? Scrivere in ditta. Non sente? No. E allora venga avanti. Io non posso raccontare i miei affari a tutta la spiaggia. Va bene, scusi tanto, commendatore, eccomi qua. Si accomodi. Dove? Qui. Ah, vabbè. Scrivere in ditta e ordinare di coordinare ai nostri stabilimenti di aumentare il componente decolorante ai detersivi da bucato. Bucati sempre più bianchi, questo è il nostro motto. Dobbiamo rimanere soli sul mercato. Assolutamente soli, chiaro? Sì, commendatore, abbiamo ricevuto dal nostro ufficio informazioni... Ebbene? Delle proteste. Perché? E perché a furia di aumentare il coefficiente decolorante, alcune massaie del Varesotto, nel fare il bucato, immergendovi dentro dei panni rossi e verdi, se li sono ritrovati completamente bianchi.
Prendere subito nome, cognome e indirizzo. Di tutte le massaie del Varesotto? Che massaie del Varesotto di quel tocco di ragazza che è passato? Dove ha gli occhi lei? Non l'ho vista, scusi tanto. Non l'ho vista, commendatore. E allora, commendatore, scusi tanto, come facciamo con le massaie del Varesotto? Le decoloriamo? I signori desiderano... Quanti chilometri mancano per la riviera? Una trentina. E allora ci metta 5 litri. Super o normale? E che super normale? È d'acqua. Acqua? Sì. È fresca, eh? Fresca? Sì. Fresca. Sono proprio curioso di sapere che faccia faranno quelle quando ci vedranno. Se trovo Marisa con un uomo, faccio un macello. Ma dai, che non la trovi con un uomo. Ah no, eh? La trovi con 3. Al torcicollo. Vi serve altro? Ah sì, bisogna che c'è una spinta, se no non riusciamo a partire. Ma lo sa che modello è questo? Questa è una balilla spint. Per favore, di una spint, se no non si parte. sì. Qui, per favore, andiamo. Gli dispiace, no? Coraggio, Poi forza. no. Vai da me. La dovete finire con questa storia? E vabbè, ho portato solo 20.000 lire, non potevo portarmi di più. Ma che è un gelato pure questo? Zitta e mangia. Anzi, sapete che vi dico? Che da domani basta con le spese di conforto, anche per noi. Ho fatto i conti e con il nostro capitale appena potremo restare qui ancora 4 giorni. E io che vado a perdermi la mattinata in uno stupido equivoco. Io credo di non aver perso il mio tempo. Speranzoni deve avermi notata. Tu piuttosto. Stamattina hai avuto molti ammiratori, eh? Ma tutti al di sotto dei 10 anni. Già, parli tu che te la fai con i 50enni, eh? Io ve l'ho detto, per me aspetto. Tanto speranze ce ne sono. Sapete la madre di quei ragazzini quanti mariti ha avuto? 7. Accaparratrice. Il Duccia? Ho finito il mio gelato da passeggio. Adesso tu mi offri una bella cassata. Ma sei impazzita? Ho detto no. Eppure io ho una sorpresa. Una notizia da 10 gelati. Ho conosciuto Dario Alberti. Dario Alberti? Sì, non aver paura, io non ci faccio niente. Te lo cedo per 10 gelati, vabbè? Ricattatrice. Affare fatto. Beh, ragazze, come primo giorno di caccia possiamo dirci veramente fortunate, no? Ah, disgraziate! Ma guarda come si sono acconciate ste matte. Ma che è carnevale? Ma con noi non si sono mai messi così eleganti. Ragazzi, scendiamo, ci facciamo offrire un gelato. Sì. Ecco qua. Li abbiamo pescate, eh? Facevano le misteriose loro. Ma a voi chi vi conosce? Ah, sentite che freddezza. Manco un bacetto, abbiamo fatto 500 chilometri per venirvi a trovare. Cameriere? Ma che bar è questo? Mandate via questi pappagalli. Pappagalli a chi? Via, lasciate stare in pace le signorine. Oh, tieni su quella mano che ho il pugno proibito in tribunale. Non lascia perdere, non ti compromette, che questo è buono solo a farci il sugo. Perché? Perché sei imperato. Questo è buono, ma non ride nessuno. No. Ma non finisce mica così. Ah, sta attento, questo è il letto mio, E tu sta attento ai piedi, che se mi prendi... Vabbè, ma che i piedi, se ne puoi. Calma. Ma gli spaghetti, se mai Via la coperta, via. Oh, Adesso. Ma che lo fai apposta? Beh, che ci avete da ridere? Voi non buoni contenti. Noi potremmo aiutare. Voi non buoni. Voi sì che siete buone, no? Buoni. No, grazie, facciamo da soli. Noi italiani siamo bravissimi a tirare sulle tende. Ma- Chiamano il tendaro. Beh, ragazzi, vogliamo continuare? Però mica male, no? Dai, su, invece di guardare le svedesi, prova a tirar dentro la roba. Su, muoviti. Ah, questa viene da Svezia. Io sono mezza buia, capito? Piero, non vieni dentro? Un momento, devo cercare l'ancoraggio. E dove l'attacco questa? Ecco l'ancoraggio. Portala pure il cappuccino, hai visto? Sì, imbottita, no? Non sento freddo. Let's get out of the car. Yes, good idea. Well, let's go and sit down. Look what we've got here. Good morning. How do you do? Oh, c'è l'Alberon, permesso. Oh, sorry. Excuse me. Tour de France con anche Tile con De Gaulle. Ma che spingi? Ma fai passare. Io mi devo mettere al posto mio, al centro, permesso, capito? mi fate passare. Oddio, dall'altra parte. Insomma, battagli il mio di posto. su. Ragazzi, Piero, ma che è sta cagata? Ragazzi, cominciamo a fare le cose per bene, eh? Beh, quello è il posto tuo e questo è E il quello è mio. il posto tuo. Adesso un minuto, no? Ah, vedi questa, oh. Ma guarda che scalogna. Mi dove sta fare restituisci qui il mio dove aver piede? letto? Te lo sei fregato? Le formiche. E chi è quel matto che ha portato le formiche? Queste sono le formiche rosse. E che ci fai? Ma te manca proprio l'istruzione. Ma non lo sai che le formiche rosse mangiano quelle nere? Mi sono informato e ho saputo che questa zona è infestata di formiche nere. E queste sono russe. Che cos'è questo? È Cecilia.
La piantina grassa di casa mia. Io nella tenda voglio l'intimità, l'atmosfera casalinga. Brava Cecilia. Buonanotte. Cecilia casalinga. Vabbè, e questi cosa sono? L'atmosfera casalinga? Certo, questi sono i doppi servizi, no? Fermi tutti, raga. Oddio la pancia. Però io preferisco l'aria aperta. Claudia, dammi il giornale. Aiutatemi. Buonasera. Chi è? Buonasera. Di un po', vuoi venire tu a fare passeggiata romantica con me? No, io non... Strano, tutti italiani romantici, amanti compagnia femminile. E tu invece stare solo? Ma io sto pensando, ecco. Io se non penso non riesco a dormire. Di un po', per caso tu non essere bello Antonio? No, io mi chiamo Romoletto. E poi non so manco tanto bello. Oh. Buonasera. Il bufalo è un bel esemplare, eh? Se vince stasera lo mando a Miami Beach per Mister Universo. E se perde? Se perde, lo regala a quei due là. Vero, niente male, eh? Lì, svegliati, guarda. Oh, e guarda. E lasciatemi dormire. Signore e signori, attenzione! Visto lo scrutinio della giuria, risulta vincitore di questa eliminatoria Mister Liguria. Disgraziato! Fatto scartare! Per forza, non è neanche buono per i servizi sedentari, è pieno di piedi piatti. Che buffonata. A me queste cose mi divertono. È la prima volta che vedo una cosa del genere. Ui, ragazzi, guardate, 52-130. Tocca a me. Vi saluto. Fuoco? Subito, commendatore. Scusi, signorina. Ah, grazie. Mi dispiace. Oh, non fa niente. Io non temo le macchie. Uso astro. E con astro il mio vestito tornerà come nuovo. Lei usa astro? Sì, perché? Ed è soddisfatta di usare questo detersivo? Sì, perché? Perché io sono l'ideatore, il creatore di Astro. Signorina, io sono Astro. Ma no. Sì. Guardi che combinazione. Felicissima combinazione. Permette che mi presenti? Sì. Speranzoni commendatore Amedeo. Oh, fortunatissima. Il mio nome No. è... Mi lasci indovinare. Prego. Maresa Ferrari, anni 22, nata a Roma. Oh, formidabile. Commendatore, lei mi sorprende. Chiedo a te, cielo grigio, non mi lasciare senza sol, non piangere più, cielo grigio, non mi lasciare. Lì, c'è Sentieri, senti. Lasciatemi dormire. Tu sai che aspetto questo sol, un grande amor che verrà. Oh, chiedo a te, cielo grigio, non mi lasciare senza amore. Quel signore qui dietro. È tutta la sera che ti mangia con gli occhi. E chi lo conosce? Non per più, cielo grigio, non mi lasciare nel dolore. Tu sai che aspetto questo sol, un grande amore che verrà. Oh, chiedo a te, cielo grigio,
non mi lasciar senza amor, non mi lasciar senza amor, non mi lasciar senza non mi lasciar senza amore. Formidabile il giovanotto, eh? Joe, quanto sei bravo. Peccato che sia già impegnata con Dario Alberti. Già, peccato però che lui non lo sappia. Questo non c'entra. Chi è? Sveglia, sarcofago, sveglia. Oh! Che? Au! Che? Che c'è? Se le formiche nere le mangiano le formiche rosse. Le formiche rosse, chi le mangia? Tu? Chi è? Questo è un problema che la scienza moderna non ha ancora risolto. Non ha risolto. Ma mi fate dormire? Ma chi è? Che c'è? Silenzio, mummia, zitta. Senti un po' che vento che c'è stamattina. What's happening? I don't understand. The car isn't moving. Oh, ma questo è il terremoto! È il terremoto! Il terremoto! Oh, io me ne è caduto! Fermi il terremoto! Arrivate la roba vostra! La mia tendina! Andate! Questo mi pare il punto buono. Ma qui l'acqua è profonda e io non so nuotare. Ma non devi aver paura, ho calcolato tutto. Appena ci vedi spuntare, te butti in acqua. Mi butto. Io strillo e lui te salva. A parole facile, ma poi... Pensa, essere salvata e portata a riva da lui, afferrata dalle sue braccia forti. Proprio come nelle sue novelle. Intesi allora? Ciao. Ste disgraziate, non se ne vede manco una. Ma qui al mare devono venire, in dove hanno? Agrario, guarda un po' te. Fra tanta gente, come fai a vedere? Che siamo ciechi? Guarda un po' te, Piero. Ma che ha fatto? Questo è muto? Ah, già, l'umidità, stanotte. Ah già, sì, è vero. Ma che? Ma che sta un giocaamore? Buona passeggiata. Grazie, Antonio. Ma quella è lì, sta impunita. Vola giusto io. Andiamo là, al di là del mondo. Deve essere molto bello là. Sì, piano piano. Senti, voglio dirti una cosa. Sai, ho pensato, dopo il nostro incontro di ieri, ho pensato molto a... A me? No, ho pensato a un nuovo romanzo che ho intenzione di scrivere. Oh, che bello! E di che si tratta? Beh, è un po' prematuro parlarne, però credo che la protagonista sarà una ragazzina. Una ragazzina? Sì, pressappoco della tua età. Un po' scapestrata, un po' impertinente, ma tanto simpatica. Che bello! Me lo farebbe leggere prima di tutti? Certamente, musa ispiratrice. Aiuto! Aiuto? Aiuto! Che ti dicevo? Eccoli le altre. Tieni un momento, per favore. Non ti fermi per niente? No, anche oggi è giornata lavorativa. Eccola, guarda, l'uomo dai 130 milioni. Ciao. Ciao. Giulia è rimasta sola. Senti, io provo a parlarle. Ah, ho capito, vuoi rimanere qui perché vuoi sorprenderla sul fatto, eh? Beh, fa come ti pare. Io vado. Sei tu? Sì, sono io. Giulia, che aspetti ad andartene di qua? Questo non è posto per te. E secondo te, quale sarebbe il posto adatto a me? Ai grandi magazzini? Oppure a casa mia, dove non ci si può neanche rigirare? Ma che c'entra? Io dicevo così per l'ambiente. Eh già, per me il divertimento è proibito. Sono di un'altra classe sociale io.
Ma dove mi portavi tu? Al massimo alla spiaggia libera, col fagottello delle pagnottelle. Ma basta, sai, basta. Mi voglio divertire. Io voglio conoscere gente, capito? Voglio vivere io. Ma Giulia, io ti voglio bene. Con te mi diverto pure alla spiaggia libera. E se non c'ho una lira, non è colpa mia. Mi devo laureare. Fra un paio d'anni, quando ho finito gli studi, guadagnerò e... Guadagnerai. E quanto? 40-50 mila lire al mese. Ah, Claudio, ma che ci fai? Ma guardati intorno. Tutta gente che guadagna milioni, capisci? Milioni! Milioni. E quelli coi milioni vengano a scegliere te. Ah, dai, provaci. La spiaggia è tutta per te. E tanti auguri. Commendatore Speranzoni, cretino! Chiuda. Subito, commendatore. Marisa, si accomodi. Le ho riservato una sedia al mio tavolo. Grazie, commendatore. Le dispiace? Oh no, tutt'altro. Andiamo a fare il bagno? Ma è un po' presto, l'acqua sarà fredda, no? Me ne accerto subito. Va a sentire l'acqua se è fredda? Subito. No. Scusi tanto, mi ridà il pallone che è mio? Ah, sei stato tu, mannaggia, pure laziale sei. Pallone laziale, campionato comincia male. Vai a rompere gli stivali altrove. Adesso la acconcio io quella. Ah, ma è pieno di laziali qua. Cacciarsi. Forza Lazio! Porca miseria! Villano! Ma che tu fai? Tu prendi a calci la mia moglie! Tieni, disgraziato! Grullaccio maledetto! Vattene via! Ora t'aggiusto io! Ah, vieni un momento qua! Vieni! T'ho da parlare, vieni! Ma vieni qua! Ti dico io! Presto, presto, c'è una donna che affoga, presto, Aiuto! Sì, ma che strano. Non riusciamo a muoverci. Ma che succede? Il pattino si è appesantito. Aiuto! Aiuto, poco per davvero, aiuto! Aiuto! No! Qualcuno affoga! È meglio abbandonarla. Presto. Siamo vicini alla riva. Ma Giù, non so nuotare. buttati giù, ci penso io, vieni. Avanti, giù, buttati. Mi regga. Aiuto, bevuto, aiuto! Vada via lei! Vada via, voglio essere salvata da Mario Alberti! Ma che sei matta? Ah, che vergogna! Sono salvato da uno così brutto! Ah, aiuto! Aiuto, vada via! Aiuto! Stai buona! Ah, meno male, l'ha salvato! Bravo! Ah, stavamo arrangiandoci. Beh, ma che hai fatto? E questo è soltanto inizio. Hai visto che per naufragio l'ho combinato? E ho sfilato il tappo! Siete stati voi, siete stati! No, sistemo io Ma perché tutte le mattine così presto? Non si può dormire un pochetto di più? Alla tua età fa bene alzarsi presto. E poi siamo a caccia, no? Guarda Marisa, è fuori da un'ora. Per forza, lei si adatta agli orari dei commendatori milanesi. Beh, vi saluto, ci vediamo dopo a pranzo. Ciao. Ciao. Allora alle 10 precise alla punta del pescatore. Ti porterò Alberti vivo o morto. Come ieri, eh? E che colpa mia se siamo affondati? Vado bene come pittrice? Sei perfetta. Andiamo. Buongiorno Antonio. Buongiorno signore. C'è posta per me? No signore. Ha riservato l'appartamento per mia madre? Sì, abbiamo confermato per la signora il migliore appartamento al secondo piano sul lungomare. Bene. Imbarazzata nella scelta? Ha ragione. La scelta di una cartolina è sempre una cosa molto difficile. Non puoi immaginare come da una semplice cartolina si possa indovinare la personalità di chi l'ha spedita. Davvero? Ecco. Scelga una di queste tre.
Questa. Questa. Una pinnetta sul mare, una casa, non c'è nessuno. Lei ama la solitudine. È romantica e riservata. E lei, invece, quale sceglierebbe? Nessuna. Sarebbe una scelta inutile. Non ho nessuno a cui scrivere. Piuttosto nessuno a cui scrivere una cosa così personale e intima come una cartolina illustrata. Arrivederci, signorina. Senta, mi dà 10 di queste? Subito, signorina. Scusi, chi è quel signore? È il duca Massimo della Roche. Io per questa mattina ho finito. Vorrei andare a fare una gitarella, una scappatella sul mare col mio motoscafo con il mio yacht 52 HP. Scusi, commendatore, se mi permetto di ricordare. Dica? Dobbiamo dare la risposta alla casa discografica per il motivetto pubblicitario. Ci faccia sentire questo motivo. La 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 la, quanta fiducia dà. Se aspro fa il bucato, la massaia dormirà. Disgustoso. Veramente il motivo non è poi tanto male. La 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 la, quanto piacer mi fa. Ah, ecco, ci sono. La 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 la, quanto piacer mi fa. Se Astro fa il bucato, tutto quanto splenderà. La la. Bene, Marisa, centrato in pieno, Senta, io sono un uomo d'affari, le faccio una proposta su due piedi. Sì? Lei viene a Milano con me, nel mio ufficio, L'orario che preferisce. Quando ci sono io, naturalmente. Basterà un aiuto, un consiglio, una parola. 300.000 al mese le va? No, commendatore. Ci tengo troppo alla mia libertà. E poi ho un gran difetto. Quale? Per me il denaro non ha nessunissima importanza. Senta, scusi, Prego, signorina. vorrei un quadro. Signorina, guardi che colori. Guardi l'effetto delle barche dei pescatori sul mare. No, non fa per me. Io ho bisogno di qualcosa di più adatto al mio temperamento, di qualcosa di più originale, di più forte. Allora questo? E questo cosa rappresenta? L'affogato. No, per carità. Ah, ecco questo. Questo, che cosa vuol dire questo? A dir la verità, signorina, non l'ho mai saputo nemmeno io. Allora è proprio quello che va bene per me. Senta, avrei bisogno di una tavolozza e di un cavalletto. Subito, signorina, le pare, subito. Grazie. Lei credevo di conoscere molto della vita, ma devo confessare che è la prima volta che mi capita un fenomeno simile. Sarei io il fenomeno. Certo, in meno di mezz'ora hai già mangiato 4 gelati. Anch'io, da confessarle una cosa, ho un amplesso. Oh. Sì, ho l'amplesso del gelato. Io davanti a un gelato non so resistere. Ah, ma tu vorrai dire il complesso del gelato. Perché? C'è differenza? Beh, un po'. Comunque il gelato mi domina. Non mangerei altro. Io le devo costare un sacco di soldi, non è vero? Ah, non ti preoccupare. Mi farò dare un forte anticipo dal mio editore. Piuttosto si va facendo tardi per la nostra passeggiata alla Punta del Pescatore. Perché? Che ore sono? Le 9:30. Bene, finisco subito questo e andiamo. Dove siamo? Siamo arrivati, non ti preoccupa. Guarda, ce ne sono ancora. Non ci penso. Io A scendo. poco, attento! No, io voglio andare via. Ma fai su, tra poco entriamo in orbita, vai. Su. Andiamo, su, sali, Vai. che da qui domineremo tutta la spiaggia. No, io lassù non ci salgo perché soffro di vertigini. Lo Vai. sapete. E Su. poi sono raffreddato. Ma che ti sei fatto inizione? Sì, ieri di calci. Piano, piano. Dove siamo? Quanti gradini ci sono? Hai visto? Piano, piano. Mi sa che siamo saliti qui troppo tardi, non vedo nessuno. Ma... Porca loca, eccoli lì. Aspettaci qui, Andiamo, Sì, Claudio. andiamo. No, Su. no, non ve ne andate. Stai buono lì, Dai, stai buono vieni, lì. vieni, Stai su. buono lì, non ti Ma muovi. che faccio qui solo? Ti prendi un po' di sole. Ma che sono? Claudio. Sono allergico al sole, ho le vertigini, io solo nel deserto, in mezzo al trampolino, da solo, che faccio? Permetti un giro. Oh, aspetta! Aspetta, dove vai? Oh, che te posso? Hai visto? La glace, c'è scappato. Dove sta la macchina? State là. Andiamo, corri.
Forza, dai, dai, dai. Dai, Claudio, dammi la spinta. Ma quando li pigli? Quelli fanno perlomeno 180, fanno. E non fa niente, io cerco di battere regolarità. Faccio la media inglese, capito? Quindi... Oh, e i vestiti miei! Ecco, via. Ma come, non vai al mare questa mattina? Più tardi. Per me fai uno sbaglio. Questa è l'ora adatta per andare sulla spiaggia. Possibile che ti debba insegnare tutto. Non devi perdere tempo. La spiaggia in questo momento è piena di partite. Ah, sì? Sai che cosa ho pensato ieri? Che per voi donne quando uno è arrivato è già un partito. Beh, non ridi? No, non mi fa ridere. Sai che ti dico? Che fra noi due chi fa ridere sei proprio tu. Ma come, 10 cartoline tutte uguali? Impicciati dei fatti tuoi. No. Oltretutto denoti poca fantasia. Tutte pinete. Inviare una cartolina che rappresenta una pineta denota un animo romantico, una personalità sensibile e riservata. Ecco perché scelgo le pinete. No, tu scegli le pinete perché c'hai le pigne in testa. Vuoi un consiglio? Fai bene a non uscire stamattina perché il sole ti fa male al cervello. Buongiorno, signorina. Ah, buongiorno. Ciao. Io me ne vado a fare il bagno. Te ne vai? Me ne vado perché qui sono di troppo. Che bella pelle, ambrata, morbida, liscia, come una pista da sci. Commendatore, guardi che qui non ci sono trampolini e lei non è uno sciatore. Vado ad incominciare? Se le fa piacere. Non è solo per il piacere, è che qui siamo tutti in pericolo con questo sole, a qualunque età. Che belle spalle, che belle spalle. E evidentemente i suoi affari le fanno dimenticare che le spalle non arrivano fino alla cintura. Queste spalle meriterebbero di essere ricoperte da una pelliccia di visone. Con questo caldo. Non scherzi con i sentimenti, la prego, eh? Solo che lei lo volesse, io potrei subito donarle uno splendido visone da $500,000. E magari visone, sempre una bella pelliccia. Amedeo, io sono una ragazza e le pellicce si addicono alle signore. Siamo già alla punta del pescatore? No, è un pochino più avanti. Allora andiamoci subito. E perché? Qui è bello lo stesso. Possiamo andarci più tardi, no? Ma siamo già in ritardo. Dovevamo arrivare alla punta del pescatore alle 10 precise. Ma perché proprio alle 10 precise? Beh, perché... È bello il panorama, eh? Ma che stai a fare? Glielo scrivo io a tua madre che ti fermi con la macchina nei posti solitari col primo venuto, che chissà chi è. Oh. Mi dispiace, dai. Ma che hai pensato? La macchina si è fermata, siamo in crema. Che? Si dice in panna. E siamo in panna. Sì, è cioccolata. La conosco bene la storia della panna io. Ma che te pensi che sono nato ieri? Ma io sono vissuto, sa. Io ho l'occhio vigile e il fiuto facile. Permette, Sorcoso, vorrei dare un'occhiatina al guastino, però, al motore. Ecco qua. Ok. Non dico per fortuna che me ne intendo di motori. A Roma mi chiamano Re della Testata. Ma io qui non vedo niente. Provi un po' a mettere in moto. Ecco qua, un'occhiatina al motore e la macchina va. Oh. Grazie, amico. A Sorcoso, a Lilli, manda andate. Che... A polvere mi fa mangiare, eh? Mannaggia. Oddio. E te mio da un cazzotto. E mo? Oh, ma c'è nessuno? C'è nessuno che mi dà la mano, no? Automobilisti!
Scusi, signorina, permette? Grazie. 3. Bella giornata, eh? Sì, Non sembra neanche di essere in agosto. già. E perché ci sono le correnti fresche che mitigano la temperatura. È vero che di qui si gode una vista meravigliosa? Ah, sì. Ma lei cosa sta facendo? Beh, io... No, no, non me lo dica. Mi lasci indovinare. Lei è un agrimensore? No. Vediamo un po' al metro. È un perito agrario? No, no. Allora che cos'è, un sarto? No, signorina. Tieni, E che cos'è? io sono un ingegnere. Oh, un ingegnere? Ah, che stupida, l'avevo capito subito, sa? E senta, che cosa fa? Una strada? Io vado pazza per le strade. No, sto cercando di lotizzare per una serie di villette. Oh, le villette. Io vado pazza per le villette. Le villette bianche in riva al mare, vero? Ah, e invece io pensi, sono costretta a vivere in città nel mio grande palazzo dal quale il mare non si vede di certo. Ah, cosa mi piacerebbe avere una villetta bianca in riva al mare. Allora il nostro incontro può considerarsi una fortunata coincidenza. Ah, sì? Eh sì, perché il suo desiderio potrebbe essere esaudito. Senta, guardi, mi segua, le faccio vedere una cosa, eh? Sì. Venga, di qua. Posso prendere la mia roba? Come no? Mi piacerebbe proprio mettere questa qui. È una... Prego. Dicevo che c'è una nipote veramente bella. Mannaggia, abbiamo fatto tardi. Ma perché, Lilli? Sono appena le 10:30. Più di mezz'ora di ritardo. Ma spiegami un po', perché dovevamo arrivare qui alle 10? C'è qualche ragione particolare? Ma per la leggenda, no? Quale leggenda? Quella del vecchio pescatore. Ah, e com'è questa leggenda? Beh, il pescatore, quando era giovane, era innamorato di una bellissima ragazza a cui regalò come pegno d'amore una collana di sfavillanti perle. Un giorno litigarono e la ragazza gettò la collana nel mare, e proprio in questo punto. E tutte le mattine il vecchio pescatore di qui a ripescare la collana, tutti i giorni alle 10. Ah sì, questa leggenda la conoscevo. Ma no, impossibile. Sì, e scommetto che tu non ne sai il seguito. Ma perché? C'è pure il seguito. Certo, per liberare il vecchio pescatore dal sortilegio c'è un metodo. Basta che una coppia si fermi qui alle 10:30 precise e si dia un bacio. Beh, andiamo via, si è fatto tardi. Sì, andiamo. Povero pescatore. Aiuto! Chi è? Mamma mia, fermo, non mi tocchi, non mi tocchi! Ma che fa? Non si tuffi? No, che ha capito? Io voglio scendere, voglio... Ma questa è la via più breve, no? Non lo so, ma io ho paura, soffro di Che dice? vertigini. Mi lasci passare, per permesso, passo di qua. Ma che- No, no! Dunque, riepiloghiamo. Qua facciamo la stanza da pranzo, va bene? E... Questa porta cigola un po'. Bisognerebbe metterci dell'olio. Oh, ecco. E qui ci facciamo la camera da letto, eh? Va bene. Bella, grande, ampia, spaziosa, con la finestra sul mare. E qui il letto matrimoniale. Bene. Lei non sarà mica per i letti separati, vero? Io no, anzi. Ah, bene. Perché ho tutte le lenzuola matrimoniali. Oh, oddio, i bambini. Quali bambini? Ma i bambini, i bebè. Io adoro i bambini. A lei piacciono? Beh, sì, se non fanno chiasso. Ah, sì, sì, i bambini vanno educati bene. Sì. Allora, senta, siamo d'accordo, eh? Sì. Soggiorno, pranzo, letto, doppi servizi e aggiungiamo anche 2 stanze per i bambini. Mi dai il suo indirizzo? Ma come? Così a bruciapelo? E come glielo devo chiedere? Se vogliamo proseguire, concludere, devo sapere dove abita, no? Marlon Brando. Cavazza. Hotel Excelsior al Lido. Hotel. Eccola, signorina. Grazie. Per piacere mi dà il 208? Subito. Avete un massaggiatore voi nel albergo? Me lo manda su, per favore. Senz'altro. Ho preso uno strappo. Si diventa vecchi. È Walter Chiari quello? Sì, signorina. Chissà quante donne. Beh, sa. A Piero! A Claudio! Venite a mandare la spinta! A disgraziati! Oh, è tornato Romoletto. Vengo anch'io, aspettatemi.
Beh, ma che ti è successo? Oddio, non la faccio più. Sono 20 chilometri che spingo. E non ho trovato manco una discesa. Sì, ma Lili è quelli in macchina, sei riuscita a Sì, raggiungerli? ho presi, ma poi mi sono scappati. Io se domani la mia quella... chiamata ciccione. Ma che ha fatto? Lascialo stare, tutto bruciato, è rimasto tutta la giornata sul trampolino a prendere il sole, guarda. Vedi come rosso. Ma te piuttosto hai visto Giulia? Ma lascia perdere, va. E poi chi se ne frega, tanto domani partiamo. Come partiamo? E che facciamo? Siamo rimasti senza una lira. Abbiamo finito i viveri. Cominciamo a divertirmi. Ah già, a questi ha beccato umidità. Vabbè, andiamo. Andiamo un po'. Hilde, è vero che hai visto Walter Chiari? C'è Walter Chiari qua in albergo? Beh, che importanza credete che abbia per me? Ah, allora hai già trovato qualcuno. Un tipo alla Marlon Brando, impetuoso. Mi ha già chiesto l'indirizzo. È bello? Bello, bello, alto, robusto. E poi è ingegnere. È brava Hilde. Così ce l'hai fatta, eh? Se aspettavo lei, ero ancora là alla punta del pescatore. Penso tutto io, tu vai lì, dipingi, lui è un animo sensibile, come ti vede ti ferma, ti conosce, ma che te conosce? Ma che è colpa mia? È sempre quel cretino di Romolo che si mette tra i piedi. È già la seconda volta che ci faccio una figuraccia con Dario. Ah, già lo chiami Dario, eh? E tu il tuo commendatore come lo chiami? Amedeo oppure Passerottino? No, Micetto. Dovreste vederlo, ragazze, quanto è buffo quando mi fa le fusa. Sapete che vi dico? Fra non molto faremo tutte il bucato gratis con Astro. E tu, Giulia, non hai niente da raccontarci? Beh, oddio. Lui c'è qualcosa. Racconta. Chi è? È una persona molto distinta, un vero signore. Pensate, un duca, il duca Massimo della Roche. Un duca? Hai capito? E hai concluso? Concluso? Concluso come? L'hai baciato? Ma no, abbiamo visto solo delle cartoline insieme. Un momento, ragazze. Che c'è, Salvatore? Fiori! Signorina, siamo a buon punto, eh? Grazie, ma... Non fa niente, facciamo tutto un conto, eh? Auguri, eh? Grazie. Fiori? Cara, sarà il tuo commendatore, sai, un cesto così. No, è il mio ingegnere. Se vogliamo saperlo, apriamo la busta. L'apro io che sono neutrale. Una cartolina con una pineta. Adesso posso mandare anch'io una cartolina. Massimo. Ma allora questa è mia. Ecco, allora dal momento che tu attieni. Che pesa. Hai capito la ragazzina e diceva di non aver combinato niente con il duca. Beh, ragazze, la giornata ci è andata bene. Possiamo anche andare a letto soddisfatte, no? Buonanotte. Vieni, Lilli. Buonanotte. E va bene. Buona. Arrivederci. Avanti un altro. Buongiorno. Ho detto un altro. Uno. Noi vorremmo stare insieme. Sì, noi stiamo sempre insieme, capisci? Uno per tutti, tutti per uno. O che siete tre moschettieri? No, piuttosto i tre porcellini. Tre? Dite un po', che sapete fare i camerieri? I camerieri no. Peccato, perché chiedono dei camerieri straordinari per la festa di giovedì all'albergo Excelsior. All'albergo Excelsior, le ragazze. Sì, come no? Certo che sappiamo fare i camerieri, vero? Senta, purché si possa avere un piccolo anticipo, sa, per arrivare fino a giovedì, perché... Giovedì no. D'accordo, accettate? Come no? Saremo dei camerieri perfetti. No, ragazzi, un po' di magia non è un blues. Raul, non è neanche un rock, è un moderato con swing. Ecco, così, bravo. Un po' di magia che par quasi un gioco, l'improvvisa follia, le guance di fuoco, un nuovo sorriso, un'ondata di gioia nel mio paradiso. Non ci siamo con questi corridori su strada. Sì, ma io li metto tutti in mezzo a una pista. Buonasera, commendatore. Buonasera. Marisa, via dalla sedia. Subito, commendatore. Marisa, prego. Grazie. Che piacere. Di questa emozione, un nuovo
nuovo sorriso, un dolce tremore, il buio s'accende di mille colori, non è la magia, è solo l'amore. Commendatore, scusi se la disturbo. Per il contratto di Joyce in piedi, insisto. Insista. Insisto. Volete conoscere la mia formula per conquistare le ragazze? Un bel sorriso, un po' di chiaro di luna, una bella canzone e un po' di magia, prudenza o ragione, se non c'è l'eguale di questa emozione. Un nuovo sorriso, un dolce tremore, il buio si accende di mille colori, non è la magia, è solo l'amore. Perdonami, cara. Mia madre dovrebbe essere pronta. Vado a cercarla. Balliamo, Marisa? Sì. La signorina ordina qualcosa? No, grazie. Ma Claudio, che fai? Sei impazzito? Signorina, non è da lei rivolgere la parola a un cameriere. Ma che dici? Ti senti male? Mi meraviglio che la signorina si informi della salute di un cameriere. E poi il suo amico, pardon, il signor Duca, potrebbe aversene a male. Potrebbe sospettare che la signorina non ha studiato in un collegio inglese, bensì in un negozio di dischi. Senti, Claudio, se ti sei vestito da pagliaccio per venire qui a fare una piazzata, scordalo, come queste cose non attaccano. Ah già, è vero, io sono un poveraccio, sono uno studente. Ma che dico? Sono un cameriere. E poi io non conosco le buone maniere dell'alta società. Piantala, Claudio. Massimo è una persona seria. E io lo stimo molto. Sarà, ma a me non piace. A un certo non so che. Giulia, dammi retta. Quello non è un uomo per te. Va via, ti prego. Permesso? Scusate, permesso? Vedelo. Chérie. Massimo mi ha parlato di lei con tanto entusiasmo, ma sinceramente deve ammettere che ogni sua descrizione è inferiore alla realtà. Signora Duchessa, io sono molto lusingata. Oh, Massimo, hai sentito cosa ha detto? Sono lusingata. Oh, è anche modesta. E la modestia è una virtù così rara nelle ragazze d'oggi. Approfittane, figliuolo. Non te la lasciare scappare. Hai pensato al regalo? Quale regalo, mamma? Oh, ma il regalo di fidanzamento, chérie. Permesso? Pardon? Così, anche se lo scrittore ha maturato l'idea centrale, il suo lavoro non è cominciato. Io credevo che scrivere libri fosse più facile. Che fa a questo punto lo scrittore? Vabbè, prepara la scaletta. La scaletta è uno schema preciso di quelle che saranno le azioni dei suoi personaggi. Non so, i soliti lui, lei. Sì, e l'altro. Romolo! Beh, mo che c'è da ridere? Rispetta la divisa, no? Certo che il nostro giovane amico ha la stoffa di un trasformista, eh? Prima meccanico e adesso cameriere. Senta, Sorcoso, non cambiamo discorso. Qui bisogna discutere, va bene? I gentiluomini non discutono mai in piedi. Si accomodi, prego. Sì, grazie, ecco. Perché io, Sorcoso, le cose stanno... Vuole una sigaretta? Sì. Grazie. Che cosa vuole? Io cosa... Ah, ecco, vede, questa ragazza io la conosco da quando è venuta ad abitare al Quadraro. Ma Romolo! Beh, tu non ti puoi ricordare, eri piccola così. Ah, ma ho capito. Il fatto che la signorina sieda qui con me in piacevole conversazione la rende estremamente nervoso. Io nervoso? No. Lo sai che lei mi fa ridere. Ah, sì, d'accordo, certamente, d'accordo. E lei non è nemmeno gelosa. Io geloso di chi? Di una ragazzina? Ma lo sai che lei mi fa ridere? mi fa ridere pure con le sigarette in bocca. Giovanotto, giovanotto. Scusa.
Povero innamorato deluso. Balliamo per dimenticare. Ma Dario, si ricorda la sua promessa? Quale promessa? Io le devo presentare la mia amica Hilde e lei deve invitarla a ballare. Ma senti, credo che l'aver conosciuto il tuo amico sia più che sufficiente. E poi è ancora presto, su, balliamo. La la. Signorina Hilde. Cuore mio, non battere così. È lui. Oh, ingegnere, che sorpresa! No, stia comoda, la prego. Senta, io finalmente l'ho trovata. È tutto il giorno che la cerco. Davvero? Sì, l'ho cercata anche ieri. Io... Ecco. Volevo darle questo. Senta, la prego. Voglio leggerla da sola sotto la luna. Capisco il tuo imbarazzo, Giulia, ma la colpa è mia. Ho parlato con mia madre e lei ha capito quanto tu conti per me, anche se non ho il coraggio di dirtelo apertamente. Anche tu conti per me. Ma solo che mi sembra tutto così improvviso, così affrettato. Dovremmo conoscerci meglio. Tu non sai niente di me. Potrei essere anche una delusione per te, non ti pare? Non riusciresti mai a deludermi di questo, ne sono sicuro. Mi deluderesti solamente se non accettassi il mio piccolo regalo come pegno d'amore. Ti coprirei di gioie, di brillanti. Non scherzare, Amedeo. No, non scherzo. Io sono un uomo d'affari e sono abituato a guardare in faccia la realtà. Marisa, Sì. vuoi una villa? Che? No, dico, vuoi una villa? Io te la faccio dove vuoi. Oh, mi piacerebbe tanto avere una villa. Ah, sì? Ecco, così diventi ragionevole. Di quanti piani? Pian terreno? Primo piano, secondo piano, terzo piano? Oh, il numero dei piani non ha importanza per me, purché ci sia una camera grande per i bambini. Per i bambini. Quali bambini? Ma i nostri, caro. È sempre stato il mio sogno, quello di sposarmi e avere tanti bei bambini. Sediamoci. Amedeo. Senti, Maresa, io sono un uomo d'affari. Io non posso assumere impegni così gravi. Ho bisogno della mia libertà. Non posso sposarmi, ecco. Potremmo amarci lo stesso. No! Come no? Lei non si deve permettere. Lei non si deve permettere. Mi serva. Voglio un gin. Liscio? Col senso. Ah, col senso. Piero, che hai fatto? Calmati, calmati, è un amico. Ma che amico? Io sono il tuo fidanzato. Fidanzato? No, ma dopo quello che mi hai detto ho preso una decisione. Sposo lui. Me? Un cameriere. Certo, preferisco un cameriere povero ma onesto a un commendatore che mi offre delle ville come a una mantenuta. E poi perché lui mi sposa. Vero, Piero, che mi sposi? Sì. No. Sì? No. Sì? No. No. Amedeo Speranzoni non teme concorrenze. Nessuno mai è riuscito a soffiare un affare ad Amedeo Speranzoni. Sai che faccio, Maresa? Sì. Ti sposo io. Oh, caro. E io ti faccio due occhi così. Bufalo, provvedi. E chi è Bufalo? E dov'è il bufalo? Chiamatemi il bufalo. Sei tu il bufalo, amico? Sì. Piacere. Scusi, a Claudio Dori che stava da Piero. Ma non se lo so anche lei perché? Pronto? No, signorina, il signor Walter Chiari non è nel salone. Credo che il signor Walter Chiari sia in camera sua. Prego. Dunque, vediamo. Non importa chi sei.
Quello che so è che ti voglio qui ora, subito. E domani. E domani. Dunque, e domani. Che faccia. E domani. Domani. Domani, dunque. Dunque, domani, dunque, c'è il nostro ieri. Pronto? Sì? Signor Chiari, c'è una signorina che vuole parlare con lei. E chi è? Una signorina. Non sa il nome? No. Ah, una signorina, scusi un momento, scusi. Ecco, pronto? Sì, me la passi pure. Dunque, non importa chi sei. Quello che so è che ti voglio ora, qui, subito. Oh, ma... Uè, lei fa così con tutte. Scusi, signorina, ma non stavo parlando con lei. Stavo provando un copione nuovo. Beh, senta, io... Io che cosa? Su, dica. Uffa, ma se fa così mi fa perdere anche quel poco di coraggio che ho. Signorina, guardi che stavo scherzando. Tengo subito a dirle che, se vuole una mia fotografia, gliela mando giù io. Se vuole fare del cinema, mi mandi su una sua fotografia, ma non le prometto niente fin da adesso. Se poi invece si tratta di un'avventura, diciamo così, galante, tengo a prevenirla che io evito questi incontri, diciamo così, amorosi dal 15 ottobre 1959, dalla sera in cui andai all'appuntamento con una donna che non conoscevo, al buio. Non dimenticherò mai quella sera. Poveretto, cosa successe? Trovai Tognazzi, vestito da donna. No. Sì, ma aveva fatto uno scherzo. Ma in fondo era uno scherzo piacevole. Non molto piacevole, perché me ne accorsi solamente dopo che l'avevo baciato, sugli occhi. Ma torniamo a noi, dica. Ecco, vede, deve sapere che le mie amiche sono molto fortunate in amore e io no. E ora sono scoraggiata perché mi prendono in giro. E allora avevo pensato che io e lei, senza far niente di male, magari lei mi incontra e si interessa a me. Ho capito. E ciò mi ridarebbe fiducia e coraggio. Non ha tutti i torti. E magari farà finta di essere innamorato, non le chiedo troppo. No, lo faccio volentieri. Ogni tanto un'opera buona si può fare. Allora domattina alle 10 sulla terrazza. Va bene. Va bene, allora Ma ci viene? stia tranquilla che lo farò. Domani, sulla terrazza del bar, Avrò un 2 pezzi giallo. lei avrà un 2 pezzi. Giallo? Sì, giallo. Giallo, mi ricordo io. Oggi giriamo che la fosse calda. Signorina matiniera, eh? L'aria del mattino va bene, ragazzini. Che per favore mi apre l'ombrellone. Subito. Meno male che adesso apre l'ombrellone. Antonio, Dica. le dovrei chiedere un favore. Mi debba allontanare un momento. Mi dà un'occhiata ai ragazzini? L'amore. Vada, vada. Ma torni presto però, eh? Che me lo dà sto cono? Crema e Se vuole cioccolato. ne facciamo un altro. Oscar! Ehi! Ah, Giuditta! Sei tu, eh? Grazie, lo vedi, eh? Lo vedi? Una gelateria volante. Il primo passo verso una gelateria pasticceria. Cara mia, con saletta da rinfreschi, sala televisiva, con clienti e camerieri. Carine! Gelatina, eh? Gelatina. Non è troppo piccoletto questo per mangiare i gelati? Già, adesso i bambini li allevano in un altro modo, ho capito. Allora un cremino, eh? Oscar! Questo figlio è tuo. No, ho capito bene. No, tu hai capito benissimo. Senti, tu farai il tuo dovere, vero? Lo darai il nome a questa povera creatura innocente? No, non è possibile. Ma com'è? È successo? Sì, l'altro anno. Al cinema all'aperto. No, là ci siamo dato solo un bacetto. Alla giostra? No, che cretino. E nemmeno alla balera la sera di Ferragosto. Sei un mostro! Non te lo ricordi più quando mi hai portato in riva al mare a vedere la luna? Non te lo ricordi, eh? Quando sono tornata a casa alle 3 di notte che la signora va pure sgridata? Non piangere adesso, su stupidina. Però, quando Oscar si mette, è bello, perlomeno 3 o 4 chili. 7! 7! Per Sant'Algida, che gusto! Conosci già il mestiere, conosci? Sì, non sarà mica femmina, eh? No, maschio! Maschio! Evviva! Maschia, guarda quanto è bella, guarda. C'è la pelle che mi sembra un gelato di panna. Le guancette alla fragola, gli occhietti al caffè, le labbruzze alla ciliegia. E anche maschio, no? Maschio. E allora c'è pure il pistacchietto. Quanto sei stupido. Lilli, dov'è il mio costume giallo a 2 pezzi? Ma che ne so io? L'ha preso Maresa. Maresa? Sì. E dov'è?
Ma sarà sulla terrazza con Speranzoni, no? Oddio. Sì. Verrà un mucchio di bella gente, commendatori industriali, grosse personalità del mondo sportivo. Ma come farai ad avvertirli così su due piedi? Ah, provvederà il mio segretario e poi sono tutti in affari con me, nessuno mancherà Scusa, al mio... Marisa, scusi, niente. nessuno Marisa, mancherà, scusa, scusi, niente, nessuno Marisa, mancherà al senti. mio fidanzamento. Cosa c'è? Volevo... Oh! Scusate. Signor Valtteri, io sono quella della promessa, si Sì, ricorda? sì, E eravamo promesso. d'accordo... Eccola qua, la tenga, c'è già l'autografo. Ma... Eccoti qui al fine. T'ho trovata. Sapessi quanto t'ho cercata, quanto t'ho telefonato, quanto titubato prima di venire qui a cercarti. Ma dice a me? Ma come dice a me? Ho sentito cosa dici. Dice a me, finge di non conoscermi, ha sentito? Va bene, può dice a me. darsi che non la conosca. Ma lei è Walter Chiari? È Walter Chiari! Oh signor del Walter Chiari, e cosa vuole il Walter Chiari a te? Ma non lo so. Ah, non lo sai. Bene, non lo sai. Ha sentito? Non lo so, ha sentito, non lo so, non lo Ho so. capito, non lo sa e non continua a darmi col gomito che mi fa un buco nella pancia. Meglio un buco nella pancia che un buco nel cuore. Oh, quanto ti amo. Giovinotto, Scusi, ha ragione. Lei è il padre, vero? Ma che padre? Il nonno? Il nonno. Che nonnino giovane Il che nonno hai. della malora, mi sente il murus della bambina. È il fidanzato della signorina. Il fidanzato? No. Sì? No. Sì. No. Sì. Il fidanzato tuo. Questo grosso sarchiapone. Sarchiapone a me? Cosa lei il sarchiapone? Non lo so. Nessuno lo saprà mai. Ad ogni modo, senti, amore. Ho parlato con babbo e con mamma. Il tuo abito bianco da sposa è là pronto. Un momento. Cos'è quella storia là dell'abito da sposa pronto? Lascialo dire. Ma noi ci siamo conosciuti, no? Dove ci siamo conosciuti? Ma come dove ci siamo conosciuti? Come? Ha sentito? La piccola, adorabile ipocrita. Dove ci siamo conosciuti? Ha detto dove ci siamo conosciuti. Ha sentito? Non mi riconosce. Ecco, un'altra colpa qua. Le ho detto che mi fa male la milza. Era bambino che ci soffro, scusi. E tu non dici nulla, eh? Ma non so, non capisco. Ah, non capisce. Ha sentito? Non si avvicini che le do un cassottone sulla crapa, beh? Lascialo stare. Non l'ho mai visto così serio, così bello. Io voglio sapere che cosa trovi di bello in lui. Io preferisco il Tognazzi, il cremonese. Ah, sì? Sì. E va bene. Allora si tenga il Tognazzi e mi lascia il mio ben. Il suo ben? Sì, il mio ben. Ah, il suo ben. Il mio ben. Ben. Ben, andiamo. Senta, signor Walter, mi dica. Lei che ha tante donne in giro per il mondo, che io leggo anche i giornali, ma perché vuol venirmi a fare queste cose a me, scusi? Perché lei è la più bella di tutte. Lei non lo sa. Io mi sono innamorato di lei. Va bene, ma ci sono anche altre donne in No, giro. lei è la più intelligente, la Coraggio. più bella, la più brava, la più buona, la più dolce. Signor Chiari, c'è Brigitte Bardot al telefono. Brigitte Bardot al telefono da Parigi? Non ci sono, guardi. Va bene. Come la Brigitte Bardot da Parigi? Sì, è innamorata di me la poveretta, ma non mi piace. Io amo solo lei. Signor Chiari? C'è Marilyn Monroe da New York. Uffa, ancora Marilyn Monroe, quante volte? È già la 7ª volta. Le dica che non ci sono, ritelefoni domani. Marilyn Monroe? Sì, non ci sono. Vuole che vada a me un momento al telefono? No, tu resti qui. Vada lei a telefonare alle sue fidanzate. Sì, è meglio vada Ha lei. visto che adesso è innamorato? Ma è sempre stato innamorato di me. Sempre. Ma come? Allora perché mi ha Signor Chiari, telefonato? quella signorina che le ha telefonato in camera, le vuole parlare, Quella dei due... Scusi, dica che vengo subito. Mi dispiace tanto, c'è stato un equivoco. Lei ci spiega ora, vero? Niente, è che la signorina assomiglia perfettamente alla mia fidanzata. Sì, ecco la mia fidanzata, eccola qua. È uguale, Dio mio, precisa. Dio come le somiglia. Vengo su... Poi, ma questo qui è Cavicchi. Che somiglia a Cavicchi tu? Io? O Walter ti ha confuso col Cavicchi? Ma, lei è una bella dolce vita questa. Cameriere! Prego. 2 sarchiaponi, lisci. Sarchiaponi? Sì. Mi dispiace, ma l'ho capito troppo tardi. Comunque, è stato molto bravo, sai? Grazie. Peccato che sia servito solamente a far innamorare di più quel povero commendatore. Sono sfortunata. O forse non piaccio. Ma no, ma cosa dice? La verità è che lei è molto carina. Soltanto che forse non sa mirare. Non so mirare. Sì, tante volte basta un niente. Per mirare troppo in alto o troppo lontano dove non arriveremo mai.
Mentre magari lì invece a 2 passi abbiamo un bersaglio comodissimo che non sta aspettando altro che di essere scelto o centrato. Non mi dica altro. Ho capito tutto. Beh, arrivederci. E grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma me ne manca uno. Io sono un po' distratta, sa, ma so contare. E mi manca il più piccinino. Cosa ne ha fatto? Brutto. Signora, ma che ne so io? Ah, quello piccolo così. Sì, quello piccinino. L'ha portato via la cameriera. Oh, povero piccinino della mamma, dov'è che l'avrà portato? Non vi muovete di qua, eh? Restate buoni e calmi e lei li faccia giocare e li faccia divertire. Giochiamo a palla. E state buoni. Adesso dammelo su, che deve dare a mangiare, su, dai. Sì, che ti vergogni di allattarlo qui davanti a me? Io non c'ho latte, io l'ho data a Balia, su. Fai venire la paglia qui. Ti voglio complimentare con lei. Giuditta! Giuditta! Il mio bambino! Oh, il bambino! Oh, finalmente è arrivata la balia. Giovanotto, datemi questo bambino, eh? Un momento, ma voi chi siete? Io sono la madre. Che? Ah, chi? Andavo in giro sotto il chiaro di nuovo con questa. Ma quando mai, eh? Lei è un bel filanzone, sa. Mi dia subito il bambino, altrimenti chiamo la polizia. Polizia! Io non do un bel niente, hai capito? Ah, il ragazzino è mio, lo tengo io sono il padre. Oh, sacrilego! Il padre di questo bambino è morto. Ah, come è morto? Allora io chi sono? Giuditta, allora tu non sei la madre? Sì, è vero, ti ho detto la bugia. Caro il mio giovanotto, ho capito tutto. Questa ragazza, la mia ex cameriera. Come ex? Sì, ex. Perché da questo momento sei licenziata. Pure? La furbona, sì, insomma, la voleva, capito, Incastrare, eh? Oh, caro il mio stellino d'oro, andiamo qui. Vai via. Pronto? Ah, Massimo, ciao. Senti, Giulia, vorresti salire un attimo da noi perché arrivano i gioiellieri. Dobbiamo scegliere il regalo. Sì, va bene, vengo subito. Ciao. Ciao, cara. Maresa, Sì? non posso scendere, sai, al cocktail per il tuo fidanzamento. Mi ha telefonato Massimo, vengono i gioiellieri per la scelta del regalo. Oh, bene. Ti raggiungerò dopo, ti dispiace? No, affatto. Ma non fare quella faccia, però. Devi essere felice, no? Ti è presentato alla madre, è duca, ti fa il regalo, ti ama, cosa vuoi di più? E poi siamo venute qui per questo. Sì, lo so, ma mi sembra tutto così improvviso, così rapido. E poi penso a Claudio. Poverino, chissà quanto soffrirà. Ah, sciocchina. Tanti auguri. Grazie, anche a te. Grazie. Oh, questo fumo, mi sembra di essere un porco allo spiedo. Piano, lì, E no. stai zitto che un po' di massaggi le fanno bene. Ma che massaggi? Ma perché siamo venuti qui? Ci è andato tutto male. Potevamo andare a Ostia, eh? Ma è Lì sì possibile, ma non volete piantare di lamentarvi. D'accordo, abbiamo sbagliato. Domani si parte per Roma. Ma che si parte? Come faccio a viaggiare io in queste condizioni? Stai tranquillo, ci penso io. Entro domani mattina sarai di nuovo in forma e ce ne andremo finalmente. Ma che c'hanno a ridere? E che ne so? Tu niente buono, non così massacciare. Io mostrare il vero massaggio svedese. Perché io no? Questi sono massaggi. No, lascia fare, c'hanno un messaggio da farmi vedere, può darsi sia qualcosa di nuovo. Hanno un messaggio svedese. Bella riconoscenza. Ecco qua, è tutto vostro. Piano perché io... No! Così no! Il ditone, no! Com'è il messaggio? Lì no! Che soffre il solletico, piano! Scusa, mamma. No, fermi. Oh no, non ti avvicinare. È solo un fastidioso mal di gola, ma potrebbe essere contagioso. Come vuoi, mamma, ad ogni modo vorrei la tua opinione sulla scelta del regalo da fare a Giulia. Ma certo, Cherie. Ma quando avrete scelto, gradirei che passaste un momentino per farmi vedere il regalo. E faremo così. Vieni, cara. Accomodati. Scusami. Buongiorno. Buongiorno. Siamo della gioielleria Kustler per servirla. Prego. Abbiamo ricevuto con molto piacere la sua telefonata, signor Duca. Pardon? Immagino che la signorina sia la sua fidanzata. Sì. Onoratissimo. Molto lieto. Accomodatevi, prego. Grazie. Prego, signor Testi. Massimo, io non ho mai visto una cosa simile.
Sta a te, cara. Scegli pure. Se il signor Duca e la signorina mi permettessero, io potrei consigliare... No, no, vi prego, non vorrei che lei influenzasse la scelta della signorina. Vorrei che fosse lei a scegliere il suo gioiello. Massimo, io non so, non posso scegliere. Sono tutti così belli. No, Massimo, davvero, io non ho il coraggio di scegliere uno piuttosto che un altro. Tu sei adorabile. Però una decisione bisogna pure prenderla. Io ho un'idea, naturalmente, se non dispiace a te, cara. Vorrei che fosse mia madre a scegliere il tuo gioiello. Ma questa è un'idea meravigliosa. Sono sicura che tua madre avrà più gusto di me. Permettete? Ma certo, signor Duca. Scusa, mamma. Vieni, Shaggy. Permettete? Prego, è veramente amabile. Mamma, chiedo scusa, sai, ma... Oh, no, non mi disturbi affatto. Presto, Rosalia. Sì, eccomi. Muoviti. Ecco, mamma, è stata Giulia a chiedere di essere tu a scegliere il regalo per il nostro fidanzamento. Ma quella ragazza è proprio un tesoro, sì, sono assai belli. Hai fatto bene a chiamare la gioielleria Constler. Tuo padre si serviva del loro, ma che belli. Certo che c'è che di rimanere imbarazzati nella scelta. Al nostro amore, Maresa. Al nostro. Io glielo direi. Bisogna dirglielo. Tempo al tempo. Va bene, più tardi. Ma dobbiamo dirglielo. Gli si dirà. È bello, vero? Ci sarà una festa così anche nel suo prossimo romanzo? Più di una. Ma la più bella sarà quella finale. Deve essere molto bello un finale così e sarà durante la festa che lui dirà a lei d'amarla. Penso proprio di sì. Lui si accorgerà finalmente di aver incontrato la ragazza più dolce e più bella della sua vita. Capirà che tutte le donne che ha avuto fino allora non sono state che effimere avventure senza significato. E allora si farà coraggio. Attraverserà la folla degli invitati, le si avvicinerà, la guarderà e le dirà: Lily, ti voglio bene. Come, Lily? Non mi aveva detto che la ragazza si chiamava come me. Oh, santo cielo. Dario, io... Oh, come sono stupida, proprio una stupida ragazzina. No, sei la più cara di tutte le donne. Hai dimenticato una cosa, Dario. La risposta della ragazza. Non pensi che debba dartela io? Sì. Io ti amo, Dario. È la prima volta. Ma sono così felice. Ti amo, ti amo. Ma bravi, bravissimi! Amedeo Speranzoni non può fare una cosa che tutti lo imitano. Per fortuna per fare questo non occorrono brevetti in esclusiva. Auguri ragazzi, un altro brindisi ai nuovi innamorati. Ma non si sente più parlare a nessuno. Non capisco. Forse la duchessa non starà bene. Ma qui non c'è nessuno. Ma sono fuggiti! Ci hanno imbrogliato. Ma dico, signorina, non sapeva niente lei. Dica qualcosa. Si rende conto di quello che hanno fatto? Lei non sapeva niente, possibile. No, mi creda. Io non sapevo nulla. Santo cielo, chiamiamo la polizia. Su, andiamo. Hai capito, la bambina? Una vera cacciatrice. Cacciatrice di Frodo. Hilde, cara, io non ho fatto nulla. È stato così bello. Così fantastico. Ho capito, hai incontrato l'amore. Ti faccio tanti auguri di vera felicità. Grazie, Hilde. Questo mi sembra il momento più propizio. Speranzoni non è vicino alla fidanzata. Io glielo dico. Vada. Noi aspettiamo qui. Sì. Commendatore! È arrivata la buona notizia! La stanno gridando per tutta l'Italia! Nofri ha vinto! Ha vinto! Come l'ha fatto? Caro Funesti, lei arriva sempre in tempo. Ha sentito la bella notizia? Ho vinto. Astro ha vinto. È tutto inutile, commendatore. Come sarebbe a dire? Il crack. Ah. Il crack. Il crack. Lei non ha più una lira.
Lo sa Funesti che lei ha un gran tatto nel dare le cattive notizie? Commendatore, scusi, commendatore, non le pare che sia il caso di avvisare con il dovuto tatto la signorina Maresa? E perché? Io sono un uomo fortunato. Ho trovato una donna alla quale il denaro e la ricchezza non interessano nulla, assolutamente nulla. Non importa farle sapere. Le parlerò io, dopo il matrimonio. Dopo. Signori, la valigia. No, lasci, Date grazie. a me. Signore, io... Date a me, date a me. Buonasera, signore. Sera... Dica pure. La signorina Hilde Cavazza, per favore. È al cocktail del commendatore Speranzoni. La chiamo subito. Ah, grazie. La signorina Hilde Cavazza al telefono. La signorina Cavazza al telefono. Chi, io? Sì, signorina. Pronto? Pronto, signorina Hilde? Buonasera, sono il ragioniere Andrea. Sì, passavo di qui e allora ho pensato bene di farle un salutino. Volevo anche dirle che sono innamorato di lei. Volevo dirle che sono innamorato di lei. Ma no, non si disturbi, signorina, ha tanta gente. Chissà come si diverte lei con l'alta società. Cosa dice? Lei è innamorata di me. Oh, lei è innamorata di me. Ma che mi dice? Ma via, cosa mi dice? Ha ancora quei 2 biglietti del cinema? Ma sì, certo. Lascia pure. Signorina Hilde, ha sentito tutto? Sì. Mi scusi, sa, ma ho dovuto inventare qualcosa per darmi un contegno davanti al portiere. Allora non è vero che è innamorato di me? No, sì, io sì, no, avevo inventato che lei era innamorata di me perché c'era il portiere, allora sa, io non so come scusarmi. Mi dica lei. Ha ancora quei 2 biglietti per il cinema? Certo. Oh, Hilde. E pensare che mi avevano detto di non mirare tanto in alto. Scusate! Fate piano, no? Voi non sapete, cari pacchi. Voi niente bravi. Eccole, ma se svedi si sanno fare tutto loro. Ma che te frega te, sono stanco dell'ora, fa lavorare un po' loro. Bitte se poi la mettere in macchina, dentro la macchina. Sì, vabbè. Senti, ma hai proprio deciso di partire? Io non me la sento di partire, è proprio adesso che mi è tornata la voce, ma pensiamoci bene a questa cosa, Ma lo sapete che con questo traffico è meglio partire di mattina presto? E poi non fate gli stupidi, vi pare che non l'ho capito perché volete restare qui, eh? Chi? Chi è? Chi ha capito? Boh. Hai visto qualcosa tu? Chi? Ma che scherziamo? Ma chi sono? Chi è Claudio Massa? Io, perché? Venite con noi. Ma scusi, perché? Che Lo abbiamo saprete fatto? al commissariato. Vabbè, ma non abbiamo fatto niente. niente. Perché devono venire pure noi? Insomma, ma io la cosa dicono? Beh, allora? Mi sembra di sentire la voce del bagnino. E dove stiamo? Al bagno? Sì, stiamo al bagno penale qui. Cretini, il bagnino, quello che ci ha corso appresso per accendere il tappo. Allora sei tappato. Come tappato? Siamo tutti tappati, no? Io non c'entro. E io neanche. Non c'entriamo, Bene, vuol dire che io dirò che tu sei stato il primo a cominciare se viene fuori la faccenda della lite all'albergo. Ah, sì, un bel amico saresti. Claudio Massa. Che incarare. Sì, lui. Sono io. S'accomodi. Senti, Claudio, nega tutto. nega, non dire niente, per carità, non dire niente. Se vuoi dire qualche cosa, telefona prima al tuo avvocato, hai capito? No, piuttosto, ragazzi, telefonate a casa mia se non mi rivedete. Sì, Vabbè. speriamo di non telefonare a casa. Addio. Buonasera, signor commissario. Buonasera, si accomodi. Lei è il signor Claudio Massa. Claudio Massa. Sì, di Roma. Giulia, ma che fai qui? Che è successo? Giovanotto, silenzio, le domande le faccio io. Professione? Studente in legge. Ed ex cameriere porta scompiglio, vero? Beh, senta, commissario, noi, cioè io,
non avevo più soldi. Lasci stare. L'ho convocato per una questione molto importante. Lei conosce questa signorina? Come no? È la mia fidanzata. No, ci conosciamo da bambini. Ma è una brava ragazza, sa, signor commissario, mi creda. No, Claudio, è un vero pasticcio, io non ci capisco più niente. Lei sapeva che la signorina frequentava un tale che si spaccia per il duca della Roche? Te lo dicevo io che non mi piaceva. Che t'ha fatto sto fio della... Mi scusi, sa. Dimmelo, che se lo prendo io gli... Oh, niente le ha fatto. L'ha semplicemente fatta diventare complice consenziente o involontaria, questo lo vedremo dopo, di un furto di gioielli. Qualcosa come 150 milioni. Ammazzelo però. Signor commissario, io non sapevo niente, glielo giuro, non sapevo niente. La deve credere, signor commissario. È una bambina, non sa niente. È un'ingenua. Si è lasciata abbindolare dai titoli, dai regali. Sì? Dica, Scalia. Rosalia Scauro e Carmelo Tanassi. Vecchie conoscenze. Bene. Lei è un'ingenua signorina, ma è fortunata. Li hanno acciuffati. Sono due specialisti del colpo della fidanzata. Ma si consoli, non è la sola che il suo duca ha preso in giro. Ha visto? Lei non c'entra niente. Possiamo andare allora. Vorremmo tornare a Roma. A casa. Sì, potete andare. Grazie. Signorina, lei dovrà testimoniare al processo, ma si tratterà di noie di poco conto. Arrivederci. Arrivederci, ragazzi. Claudio! Lasciali sta, è meglio che stiano soli. Ecco, ammetto che sta solo con te, vero? Perché? Io solo con te? Sai che allegria. Andiamo. Andiamo su. Un cono. Un cono? Sì, uno pure a me, però piccoli, da 20 lire. No, da 100. No, facciamo scherzi, 100 lire, chi le ha? Non importa, pago io, perché oggi è festa. Mi sposo, finalmente ma non è vita mia, si sposa pure lui, Piero. Questa è mia moglie. Senti che avevamo un bambino e non ce l'abbiamo più. Oh, mi dispiace, poverini. Che mi dispiace, non era mica nostro, sa? Ah, no. Ma ora ci sposiamo e ne facciamo uno vero. Sì. Uno vero subito. Mi capite? Mi sposa. Oscar è figlio. Gelateria sopraffina. Cara. Se ditti auguri, Grazie. Un bacio alla crema. Il svedese. Sono qua, come va? Noi contenti, voi niente partire. Rilasciati siamo. Noi molto innamorato di voi. Noi volare sposare uomini italiani, molto fuoco, mariti italiani. Scusami, sorry, un momento. Romolè. Oh, questi sono svedesi, appena si strusciano prendono focus. Fiamo a poco se pure noi. Capirai, questa Dracula. La mia è una Draculonas. Vamos. Viva l'Italia. Viva il risorgimento. Vamos, ferma, no. Piano, ok. Claudio, sono così confusa. Sono stata una sciocca, una cretina. Me lo meritavo. Non dire niente, Giulia. Tu sei per me l'unica cosa che ho. Ti voglio bene da morire. Sempre di più. La caccia era terminata, seppure in modo diverso da quello progettato, e tornammo in città ognuna con la sua preda. Ormai siamo tutte sposate e come nelle favole viviamo tutte felici e contente. Anche Maresa, che è costretta a continuare a lavorare. Ciao Maresa. Signora Maresa. Buongiorno. Signora Ildebella, come sta? Buongiorno. Buongiorno, Sor Amedeo. Buongiorno. Che desidera? Un detersivo. Un detersivo. Tieni un po'? Di quelli che fanno proprio il bucato bianco? Sì. Di quelli che pesano di meno e lavano di più? Sì. Di quelli che fanno diventare la biancheria proprio bianca come nuova? Sì. E allora dia retta a me che me ne intendo. Per il bucato bianco ci vuole il sapone. Sanno più sbagliare. Caccia al marito sul canotto, sul moscone, a pranzo, a cena, a colazione. Tu che caccia, la 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 la, caccia.